andava ricostruita la Fenice? Come era, dove era? Penso proprio di sì. È un luogo della memoria grande, importante, è un pezzo troppo significativo di Venezia per lasciarla finire nel fumo. E se chi la sta ricostruendo riesce anche ad aggiungere molte cose che tecnologicamente prima non c'erano, evviva! Quindi la paura di non essere più capace a ricostruirlo stava da una parte forse nella convinzione che era difficile ritrovare artigiani della qualità degli anni dello 700-800, per quantità e qualità, sia nella capacità come città di riuscire a rifare un'opera di un'importanza architettonica e strutturale come la Fenice. Le Fenici risorgono e quindi evidentemente non risorgono come originali, inevitabilmente risorgono come copie. Bisogna distinguere però quale tipo di copia. Ci sono delle copie che sono eseguite a partire dai piani e il piano d'architettura permette una larga quantità di variazioni. È un po' come lo spartito di musica, che è nello stesso tempo la stessa musica, però ha esecuzioni molto diverse. C'è un altro tipo di copia, che è quello fatto sulle fotografie, cioè la copia identica. Ecco, io credo che nella riproduzione di un monumento come la Fenice, da una parte ci sia la copia che chiamerei la replica, cioè la replica a partire dagli stessi piani architettonici, ma un po' c'è anche la fotocopia, cioè il facsimile che viene proprio sulla base di fotografie di un tempo. Credo che la Fenice sia stata riprodotta così, in qualche modo una copia che è in parte una replica, in parte un facsimile.